Dopo la sospensione nel mese di aprile 2020 dovuta all'emergenza sanitaria, riprendono le indagini dell'Istat sulla fiducia di consumatori e imprese. A maggio il quadro è a tinte fosche. L'indice per i consumatori scende a 94,3 rispetto a 101 di marzo, ma il crollo è più evidente per le imprese, da 81,7 a 51,1. I cali più marcati riguardano i servizi di mercato, il commercio al dettaglio e le costruzioni. Più contenuta la flessione per la manifattura. Ad aprile 2020 crolla il commercio estero con i paesi extra-UE. Secondo i dati Istat, su base mensile c'è stato un calo del 37,6% per l'export e del 12,7% per l'import. Il calo delle esportazioni ha riguardato soprattutto i beni di consumo durevoli. Nel trimestre febbraio-aprile 2020 l'export è sceso del 20,1%, l'import del 18,1%. Ad aprile, su base annua, le esportazioni hanno fatto segnare un pesante meno 44,2%. Anche l'import segna una netta flessione con meno 32,7%. Solo gli acquisti di beni di consumo non durevoli risultano in aumento. Prosegue giorno per giorno la crescita delle domande inviate dalle banche al fondo di garanzia. Secondo quanto rende noto l'Associazione Bancaria Italiana, ieri hanno superato le 413.000 per oltre 19 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui, fino a 25.000 euro, le domande pervenute sono divenute quasi 374.000 per 7,7 miliardi richiesti. L'ABI sottolinea che dopo i ben 2,4 milioni di moratorie, ora anche gli anticipi di liquidità iniziano a raggiungere quantità crescentemente cospicue, una tendenza che continuerà a svilupparsi. A marzo 2020 sono state raccolte 12,7 milioni di tonnellate di latte di mucca dalle aziende agricole dell'Unione Europea, facendo segnare un più 1,2% rispetto allo stesso mese del 2020. Lo rende noto l'Eurostat, evidenziando che nell'immediato per il settore non sono state registrate conseguenze negative dell'emergenza coronavirus. Nella maggior parte degli Stati membri la raccolta di latte nel mese di marzo 2020 è stata superiore rispetto a marzo 2019. In Italia invece c'è stato un calo del 2,8% a 1,1 milioni di tonnellate.